La sesta edizione del Premio Toniolo, siamo particolarmente soddisfatti, innanzitutto perché si consolida un percorso che premia realtà, soggetti, iniziative, esperienze concrete del nostro territorio. Quest'anno Vita e Pensiero, casa editrice, la figura del Toniolo che si staglia come straordinaria dimensione nazionale e internazionale, e poi il Centro della Famiglia di Treviso, da tanti anni, da 45 anni impegnato proprio per la promozione dei temi della famiglia, e poi un'idea di famiglia generativa, solidale, importante per questo territorio, quindi Casa Nawim dell'Associazione Giovanni XXIII, una casa fra le case con Angelo Cremasco e poi Casa Mater Dei con Sor Carmelita Folador, come a dire l'idea che questo territorio ha persone, esperienze, realtà che ogni giorno si dedicano con grande dedizione, con grande passione, con grande amore alla dimensione proprio di comunità, e credo che oggi vincano davvero le esperienze nel segno dell'amore e della dedizione alle comunità e al territorio. Sì, quest'anno è un autunno specialissimo, viaggio nel sacro tra Piave e Livenza, abbiamo l'apertura delle chiese a Tovena, abbiamo ulteriormente la Coldiretti che arriva a Treviso nel segno del Toniolo. Abbiamo tante altre iniziative che si mettono in campo e che vedono anche i video dell'arte sacra in terra UNESCO, e tante altre esperienze che abbiamo portato a termine, come ad esempio a Cappella Maggiore. Per noi è il sentimento di gratitudine e le attestazioni rispetto a un mondo che sta guardando alla riscoperta dei temi della bellezza del territorio, della comunità, con grande interesse e con grande passione. Sua Eccellenza, l'importanza di questo focus che il Premio Toniolo ha voluto dare sulla famiglia in un momento così difficile dove le famiglie sono state messe alla prova durante la pandemia. Sì, sono state messe alla prova molto, e contemporaneamente sono state anche quelle che hanno aiutato a superare la prova, il che fa capire come la realtà della famiglia è tanto bistrattata e che sembra non avere futuro, perché ci sono innumerevoli modelli di famiglia che scalzano dal suo posto della famiglia tradizionale. Bene, proprio la famiglia tradizionale è stata quella che ha mostrato anche più resistenza e più resilienza. Io credo che sia bene che l'Istituto Toniolo abbia messo a fuoco questa realtà, proprio perché ha bisogno di essere sostenuta in tutti i modi. Questo è uno. La casa editrice Vita e Pensiero è la University Press più antica d'Italia, è nata nel 1918 per volontà di Padre Agostino Gemelli, Armida Barelli, Monsignor Olgiati, Ludovico Necchi, quindi è un po' il gruppo che il nostro Toniolo ha incoraggiato a fondare quella che sarà l'Università Cattolica, che quest'anno festeggia un secolo. Quindi è una produzione accademica universitaria, diffonde le idee dell'Università Cattolica e non solo, è anche una produzione internazionale di Varia che segue i dettami del Beato Toniolo, così come fu nell'ispirazione originaria. Come avete accolto questo riconoscimento che arriva da Pieve di Soligo, dal quartiere del Piave, da questa realtà, l'Istituto Diocesano Beato Toniolo e le Vie dei Santi? Siamo molto onorati, molto grati, è un incoraggiamento a continuare il nostro lavoro, a farlo sempre meglio, e chiaramente abbiamo anche in mente il tema della generatività, importantissimo soprattutto per un'università che ha il dovere di produrre un sapere generativo, quindi è veramente un incoraggiamento molto gradito. Bene,